Renato Bonfanti, il precursore un po' delle antiche vie del sale. Sì. Come la vogliamo mettere? No, è stata un'idea che mi è venuta per caso. Ovvero, io facevo l'agente di commercio, giravo tutta la Liguria. Ho imparato ad amarla. Soprattutto l'entroterra, che lo vedevo così... Chiuso, da solo, sì, distaccato. Morente, diciamo, no? Che si degradava sempre di più. E ho comprato una casa, un rustico a Cerisola, e i vecchi erano abbattuti, mi dicevano: ma te che ti giri, cosa sapevi fare per fare qualcosa tanto come... Mettiamo i sottotitoli, Renato. Sì, ma guarda che è gradito. Sì. Certi me lo chiedono di parlare in ligure. Comunque niente, in qualità di agente di commercio ho pensato mille cose, ho pensato all'industria, ho pensato al commercio, ma come fai a portare queste cose in una valle che sta morendo? Non è possibile. Poi un giorno, in qualità di speleologo che mi andava a fare delle visite lungo il fondovalle, ho scoperto per caso un tratto di acciotolato. E ho detto: ma dove porterà questo acciotolato? Ho cominciato a studiarlo, poi ho fatto delle ricerche agli archivi di Stato e ho scoperto che era un'antica via del sale e forse la più importante dalla Liguria, al che, aiutato da mia moglie, ci abbiamo impiegato dei mesi, abbiamo cominciato a pulire, per vedere fin dove andava questo. Certo. Ne abbiamo pulito 14 chilometri. E quindi ho partorito quest'idea di recupero delle vie del sale. Poi ho avuto la fortuna di incontrare Giampiero Laiolo, che casomai, senza conoscerci, perseguiva la stessa idea. Allora abbiamo detto: ma scusa, tu sei lo storico, io sono l'esploratore, perché mettiamoci insieme e quindi è nata così. E vediamo di partorire un progetto. Però c'è una cosa: progettare, ideare è semplice, sono parti del cervello. Però bisogna metterle in pratica. Bisogna metterle in pratica, trovare le persone giuste. Esatto. E in questo sono stato abbastanza fortunato. Grazie Renato per la tua testimonianza. Figurati.